Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro Adorarti. Ti invito ad alzarti in piedi. C'è qualcuno che non ho salutato personalmente, ma vi saluto adesso con la pace del Signore, che siate tutti quanti benvenuti questa sera. Non so se tu hai già salutato la persona vicino a te, penso di sì, no? Sono sicuro che allora girati verso quella dietro di te che magari non hai salutato. Quella dietro di te è una bellissima persona, simpaticissima, magari non la conosci. Prova a parlarci adesso, dagli una parola di benedizione. Quelli della regia, non giratevi, salutate quelli davanti. Amen. Siamo pronti per cominciare un altro adorarti e io ti invito in questo momento a invocare la presenza dello Spirito Santo in questo luogo. Io sono sicuro per fede che Dio abbia un piano per questa sera. Sono sicuro che Dio non ti ha portato qua in vano, inutilmente. Dio non ti ha fatto fare chilometri. Ci sono persone che fanno un'ora di strada per arrivare qua. Dio non vi ha fatto fare quest'ora di strada inutilmente questa sera. Io credo che Dio abbia un piano per la tua vita, per la tua anima oggi, e quello che Lui ti chiede questa sera è che tu possa aprire il tuo cuore a Lui. Per questo in questo momento preghiamo perché lo Spirito Santo si manifesti tra noi e abbia la possibilità di agire nei nostri cuori. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, siamo qua per lodarti questa sera, per adorarti, Dio, in questo culto. E noi ti chiediamo, Padre, che tu possa manifestarti in mezzo a noi. Manifestati in mezzo a noi con la tua potenza, con i tuoi segni, con i tuoi prodigi. Manifestati in mezzo a noi con le tue guarigioni, Dio. Manifestati in mezzo a noi con le trasformazioni che tu operi nei nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi, io, ogni mio fratello, ogni mia sorella, oggi possa lasciare il cuore aperto a tutto ciò che il tuo Spirito vuole ministrare questa sera in questo luogo. Io credo che tu hai già preparato qualcosa di bellissimo questa sera davanti a noi. Dacci la possibilità, dacci l'audacia di raggiungere ciò che tu hai messo davanti a noi questa sera. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire questo culto e di benedire la tua Chiesa. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore Gesù. Alleluia. Prima di cantare questa canzone, Eto insegna il ritornello di questa canzone. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Ancora una volta. Sono quasi imparando. Tu mi hai chiamato, sono fuori dal buio, più alto, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. L'ultima parte, fuori dal buio, Gloriosa luce in me. amen. Mi schiacciava il peccato che era in me, non riuscivo a lasciarlo, ma poi la luce tua Entrò in me. entrò in me. Respiravo, ma
vivevo, nascondevo le mie paure, fino a che io ho incontrato te. Tu mi hai chiamato, sono rimasto con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Sono immerso nel tuo amore e conosco la tua libertà. È tutto nuovo perché Gesù ho te. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Una volta eravamo perduti nel peccato, nel fango del peccato, eravamo schiacciati dal peccato, nei vizi. Non riuscivamo mai a lasciare i vizi, i peccati, le male abitudini senza Gesù Cristo. Ma dal momento che Lui è entrato in me, dal momento che Lui è entrato in te, ha cambiato la nostra vita. Alleluia, tu puoi glorificare. Il suo sacrificio nella croce non è stato in vano. Lui ha pagato un alto prezzo. Ero perduto, il mi hai salvato, cateno ha rotto, la luce gloriosa, senza rifugio, orfano ero, del cielo. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il suo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me. Sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Ero perduto, e mi hai salvato, catena rotto, la luce gloriosa, senza rifugio, orfano ero, ma mi hai chiamato cittadino del cielo. Rotto ero dentro, mi hai guarito, il suo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me. Sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me.
salvato. Alleluia. Tu puoi dire con me glória a Dio? Glória a Dio, eu sono qua questa sera. Glória a Dio che tu sei qua questa sera. La luce gloriosa ti ha raggiunto, la grazia di Dio ti ha raggiunto e tu sei qui questa sera. Gloria a Dio per questo, amém? Ero perduto e mi hai salvato, sono rinato con te. Alleluia. Santo Spirito di Dio. Noi vogliamo adorare questo Dio che ci ha salvato, questo Dio che ci ha guarito, questo Dio che ci ha dato una direzione, questo Dio che ogni giorno ci aiuta a proseguire in giorni cattivi, in giorni di difficoltà. Noi abbiamo sempre un Dio da chiamare. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Noi chiederemo al nostro Dio di manifestarsi nella nostra vita con ciò che tu hai bisogno questa sera, con la tua difficoltà. Il nostro Dio è qui, il nostro Dio agisce in mezzo a noi. Adoriamo il nostro Dio in questo momento. Noi ti adoriamo, Dio. Noi adoriamo la tua presenza in questo luogo. Spirito de Deus, andiamo. Si sente la tua gloria in mezzo, grandi cose. Inizia il sopra. Si sente la tua gloria in mezzo, grandi cose stanno arrivando. Inizia. Yahvé. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale.
succederà. Ma la sua chiesa, lui, in un batter d'occhio, su, ancora una volta, ma lui porterà in un batter d'occhio, succederà. Ma la sua chiesa lui porterà via in un batter d'occhio, succederà. Glória a Dio, Spirito Santo, alleluia. Tu hai fame e sete della sua presenza? Come ti senti oggi? Come ti senti oggi stanco? Come ti senti oggi lontano? Come ti senti oggi? Gesù è qui. Gesù aqui in questo luogo, e tu puoi parlare con Lui questa sera, puoi dire a Lui quello che senti, quello che sta succedendo nella tua vita. Io non voglio amare le cose di qui, perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato, egli viene, egli viene. So che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e
e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato, egli viene. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni, tu sei Signore. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore, Insieme agli angeli io canterò. degno è l'agnello che si è donato. Egli viene. Dichiara, tu sei Signore. viene. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere. Tu sei Signore, Il nostro Dio, degno tu sei di ricevere Tutta la lode, noi dichiariamo, ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Che era più forte, tu sei Ora Signore. vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene. Degno è l'agnello che si è donato, degno di ogni nostra lode, degno di ogni nostra adorazione. Lui è degno del meglio che tu puoi offrire. Io non so cos'è il meglio che tu hai da dare a Dio questa sera, ma Lui è degno di riceverlo.
è degno di riceverlo per tutto ciò che Lui ti ha già dimostrato, per tutto ciò che ha fatto più di 2000 anni fa e per tutto ciò che ancora oggi fa nella nostra vita. È degno di riceverlo per chi Lui è. Lui è il tuo Padre, Lui è il tuo migliore amico e Lui è il nostro sposo e sta per tornare, per portarci con Lui a vivere l'eternità insieme a Lui. Lui è degno del meglio che tu hai da dare a Lui. Io ti chiedo di fare un applauso nel miglior modo possibile. Fai un applauso con la migliore adorazione che tu puoi dare in questo momento, perché Lui è degno di tutto questo. È degno che tu apri la tua bocca e canti gloria, alleluia a Lui. È degno che tu ti doni il tuo tempo, doni ciò che di meglio hai da dare a Lui. Lui è degno di tutto questo. E la cosa più bella è che Lui è qua presente questa sera e ciò che Lui ha cominciato oggi in mezzo a noi lo porterà a termine prima della fine di questa serata. Se tu credi in questo puoi glorificare il nome di Gesù. Amen. Chiedo se possiamo accendere un attimo le luci, potete sedervi qualche minuto, diamo qualche avviso. Amen. Il primo avviso che diamo è il più primo in ordine di tempo, ovvero la nostra feijoada di domani. Non so se c'è qualcuno che si è già iscritto, se c'è qualcuno che ancora non si è iscritto, ma forse, vorrei avere la conferma di qualcuno, ma forse puoi ancora dare il tuo nome, della tua famiglia per venire domani qua in chiesa a mangiare la feijoada. Sarà non solamente un pranzo insieme, ma sarà una giornata intera insieme, quindi ci troviamo qua a mezzogiorno. Chi vuole venire qualche minuto prima può venire prima e poi staremo qua tutto il giorno insieme a vivere questo momento di comunione. Ci saranno giochi per i bambini, ci sarà il ping pong per gli adulti, ci sarà momenti in cui potremo avere momenti di lode, ci sarà una giornata di essere uno in Cristo, veramente. Quindi ti invito a venire domani. Se ancora non hai preso in considerazione questa possibilità, dai il tuo nome sempre alla Tainara all'ultimo secondo e domani vieni qua a mezzogiorno per vivere questa bella giornata insieme. Dopo di questo, tra 2 mercoledì 21, avremo il nostro primo incontro delle donne Be Brave, essere coraggiose. Un applauso, vai! È un nuovo tempo per le donne di questa chiesa, è un nuovo tempo per te e per tutte quelle persone che tu hai in cuore di portare a questo incontro. Venite voi donne, sarà un tempo meraviglioso, la presenza dello Spirito Santo, dove Dio vi direzionerà, vi posizionerà e vi farà riscoprire cosa significa essere una donna coraggiosa in questo tempo. Amen. Infine abbiamo per la prima volta da presentare, la prima volta nella storia dell'ADM Verona, un musical di Pasqua. Rosangela, prego. Buonasera, pace a tutti. Questo evento sarà un evento bellissimo, però per succedere, per diventare più bello e bello come vogliamo, abbiamo bisogno di tanta gente. Abbiamo bisogno di persone per aiutare noi. Se tu è uno che piace recitare, noi abbiamo persone per recitare. Se a te ti piace ballare, abbiamo bisogno di persone per ballare. Se a te piace, allora non piace neanche il 2, però ti piace cucinare, abbiamo più persone per cucinare. Abbiamo anche bisogno di persone per cucire. Se tu è una di questi che sai fare
qualunque una di queste cose, noi abbiamo bisogno di te. Questo giorno sarà un giorno bellissimo, però come ho detto da inizio, per fare questo accadere, abbiamo bisogno di voi. E invito chi è disponibile, chi vuole partecipare di questo, in fine del culto, parlare con me, con la Vanessa o anche con la Vicky, che così dai il suo nome e dici quello che sei capace da fare. Grazie. Amen. Perché Egli vive sarà il nostro primo musical, il musical di Pasqua. Non sarà la domenica di Pasqua, ma sarà il sabato, il giorno del nostro adorarti, che dovrebbe essere il 30 marzo, quindi il giorno prima di Pasqua qua in chiesa. Voglio darvi un altro avviso, non abbiamo il banner, lo stiamo dando da un paio di settimane, non so se tu l'hai già fatto oppure no, ma se non l'hai fatto voglio rinnovarti questo invito. Là dietro all'entrata abbiamo 2 QR code che potete comodamente scannerizzare col vostro telefono, e questo QR code vi porterà a chattare con il chatbot dell'ADM Verona, che ancora non ha un nome vero, ma prima o poi gli daremo un nome. E se entrerete in questa applicazione, è una cosa molto facile, vi chiederà il nome, il cognome, la data di nascita, informazioni molto semplici per avere un registro di tutte le persone, così giusto da sapere quanti veramente siamo oggi a vivere questo essere uno in Cristo, no? E poi la cosa più bella è che se noi sappiamo qual è veramente il giorno del vostro compleanno, alla fine dell'adorarti possiamo farvi gli auguri e non potete più scappare dal momento degli auguri sul pulpito. Quindi per chi ancora non lo avesse fatto, io vi chiedo, se avete piacere, dopo il culto andate là e provate a scannerizzare il QR code. Amen. Penso che abbiamo finito con gli avvisi. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera, perché in questo momento, se tu hai portato un'offerta da portare a casa del Signore, se sei stato toccato in qualche modo dallo Spirito Santo fino a questo momento e hai avuto in cuore di fare questo, se già avevi preparato qualcosa in casa, la tua decima, la tua offerta, la tua primizia, il tuo meglio da portare a Dio perché Lui è degno, in questo momento hai la possibilità di portarlo alla casa del Signore. Come sempre ci sarà la nostra missionaria Giosiane là dietro che può aiutarti con il POS, se vuoi fare un'offerta col bancomat, con la carta, in tutti questi modi. C'è l'Iban della Chiesa, tutti i modi possibili in cui voi vogliate in qualche modo dare qualcosa. Come sempre diciamo, quando pensiamo al bancomat, pensiamo all'Iban, sembra che vi stiamo chiedendo di dare 2.000 euro alla Chiesa. Ve ne stiamo chiedendo di darne 10.000 in realtà, non 2.000. Ma se non potete darne 10.000, volete darne 1 o 2, non c'è problema, datene 1 o 2. Se avete in cuore di non dare niente, non date niente. Gesù dice che Lui ama un donatore gioioso. Allora se tu oggi hai gioia nel cuore di portare qualcosa alla sua casa, sei benvenuto in questo momento a unirti a questa preghiera e poi a portare la tua offerta al Signore. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi consacriamo a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, tutto quello che il tuo Spirito ha messo nel nostro cuore di portare oggi alla tua casa, affinché, Signore, quest'opera possa continuare ad avanzare e ad avanzare insieme al tuo regno su questa terra. Signore, io credo che tu hai ancora grandi cose da fare in questo luogo, che tu hai ancora tante anime da salvare. E per questo, nel nome di Gesù, io ti prego di benedire ogni decima e ogni offerta che oggi entrerà nella tua casa, che possa essere usata al meglio per la tua opera e che possa essere una forma di adorazione che oggi noi portiamo a te. Benedici ogni persona qua presente, Dio, portando la tua pace, il tuo amore, Signore, la tua presenza nelle nostre case. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen.
Amém? Potete sedervi in questo momento? Podem vos assentar neste momento? Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nós siamo qui nella tua presenza per adorarti, Signore, in spirito e in verità, Signore. Ci ha chiamati per adorarti in spirito e in verità, Signore. Che noi possiamo fare questo, Signore, con un cuore sincero, Signore. Parla con noi tramite la tua parola in questo momento, Signore. Parla con la tua chiesa, Signore. Da me, Signore, loro non hanno niente da ricevere, Signore, ma le tue parole portano vita, Signore. La tua parola portano guarigione, la tua parola, Signore, portano trasformazioni, Signore. E è questo che noi chiediamo questa sera, che la tua parola possano portare questo alla tua chiesa, Signore. Tu sai come sono loro, tu conosci più di me, tu conosci il loro cuore, la loro vita, Signore, ogni capelli che hanno in testa, Signore, ogni cosa di loro, Padre, nel nome di Gesù, Padre. Amém. Amém. Hoje eu tenho 3 grandes honras. Oggi ho 3 grandi onori. Uma que é de trazer a palavra de Deus. La prima è di portare la parola di Dio. É sempre uma honra poder compartilhar a palavra de Deus. È sempre un onore condividere la parola di Dio. A segunda é substituir o pastor da igreja, meu esposo. La seconda è sostituire il pastore della chiesa, mio marito. E o terceiro é ser traduzida por dos grandes pregadores dessa igreja. E il terzo è essere tradotto da uno dei grandi predicatori della chiesa. Amém? Amen. Ele está nervoso, Io sono nervoso, mas eu também estou. ma anche Então, lei lo è. Quindi amém? Abra as Bíblias em Salmos 18, versículo 25. aprite le Bibbie in Salmo 18, versetto 25. Aleluia. Possiamo ler já em italiano diretamente. Possiamo già leggere in italiano direttamente. Dice così: tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro. Amém? Tu te mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Essa palavra íntegro, integridade, é algo que Deus tem falado muito no meu coração nesse tempo. É algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. Questa parola integrità è una parola che Dio ha parlato molto a me in questo tempo, che Dio mi ha molto amministrato. E uma semana atrás, E una settimana fa eu vivi algo muito impactante para mim, ho vissuto qualcosa di molto impattante. em que eu disse: a minha integridade não está à venda. E io ho detto: la mia integrità non è in vendita. E eu já repeti essa frase várias vezes na minha vida. E ho già ripetuto questa frase molte volte nella mia vita. A minha integridade não está em venda. La mia integrità non è in vendita. E o que quer dizer íntegro? Cosa significa integro? Quer dizer inteiro, Vuol dire intero, completo. completo. No versículo que nós lemos diz assim: Nel versetto che abbiamo letto dice così: Deus se mostra íntegro Dio si mostra integro para aqueles que são íntegros. per coloro che sono integri. E é belíssimo essa promessa do Senhor sobre a nossa vida. Ed è bellissima questa promessa del Signore sulla nostra vita. O Senhor te mostra por inteiro aqueles que são íntegros. Il Signore ci mostra per intero coloro che sono integri. Mas viver essa integridade, Però vivere questa integrità às vezes quer muito esforço. a volte richiede molto sforzo, Às vezes quer nós quebrarmos barreiras. a volte richiede rompere barriere, Às vezes nos leva a quebrar histórias do nosso passado. a volte ci porta a rompere storie del nostro passato, Às vezes nos leva a quebrar o modo em que nós fomos criados. a volte ci porta a rompere il modo in cui siamo stati creati. Porque talvez nossos ensinamentos em que nós crescemos na nossa casa, na nossa família, Perché gli insegnamenti con cui siamo cresciuti nella nostra casa, nella nostra famiglia, talvez nós não tivemos
grandes ensinamentos, Forse non abbiamo avuto grandi insegnamenti, talvez ensinamentos errados, forse insegnamenti sbagliati, mas Jesus entrou na nossa vida. ma Gesù è entrato nelle nostre Jesus entrou na nossa história Gesù è entrato nella nostra storia e Ele nos pede e Lui ci chiede que nós sejamos íntegros, che siamo integri, nós sejamos che completos. siamo completi, Mas o inimigo, ele sempre ma il nemico sempre vai tentar nos roubar nossa integridade. tenterà di rubare la nostra integrità. Satanás vai sempre tentar roubar nossa integridade. Satana sempre cercherà di rubare la nostra E integrità sempre vai colocar algo na nossa frente e sempre metterà qualcosa davanti a noi para nos distanciar per allontanarci daquilo que o Senhor tem para nós. da quello che il Signore ha per noi. E o Satanás, ele faz isso todos os dias. E Satana fa questo tutti i giorni. Ele sabe aquilo que é a sua parte débole. Lui sa la tua parte debole, Ele sabe como que ele pode te pegar. lui sa come prenderti E às vezes e a volte nós nos acostumamos noi ci com abituiamo as pequenas coisas. nelle piccole cose, Nós nos acostumamos com aquilo ci abituiamo in quelle e pensamos que não é mais pecado. e pensiamo che non è più peccato. Continuamos a viver uma vida Continuiamo a vivere una vita de passos errados, di passi de sbagliati, histórias destruídas, di storie distrutte, sem compreender senza comprendere aquilo que nós estamos vivendo. ciò che stiamo vivendo. Satanás vai sempre Satana andrà sempre, vai sempre tentar nos vender algo. tenterà sempre a venderci qualcosa, Tentará sempre de nos dar um prato de comida tenterà sempre di darci un piatto da mangiare, em troca in cambio da nossa promessa. della nostra promessa. Nós vemos essa história Noi vediamo questa em storia, que alguém vendeu a sua promessa a Esaú, che qualcuno ha venduto la sua promessa, Perché- Esaù, tinha fame, perché aveva fame, ele estava com fome, ele vendeu a sua e promessa. ha venduto la sua E promessa. Satanás vai chegar sempre quando você está com fome. E Satana verrà sempre quando Ele vai tu sarai sempre tentar affamato. achar uma armadilha para a sua vida, Cercherà sempre di trovare una trappola per la tua para que vita, você venda, affinché tu venda, que você perca a história que você tem. affinché tu perda la storia che hai, Mas que nós possamos ser hoje, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ma che oggi il Signore possa aprire i nostri occhi que nós possamos entender aquilo que nós temos vivido, e possiamo comprendere quello che abbiamo vissuto, que nós possamos entender a nossa história, possiamo comprendere la nostra storia, para que nós possamos viver uma vida de integridade, e così che possiamo vivere una vita di para que nós integrità, possamos ver o Senhor como Ele é, affinché possiamo vedere il Signore così come Egli è, inteiro. intero. E eu creio que essa palavra o Senhor te mostrará aos íntegros por inteiro, quer dizer, ver muitas coisas sobrenaturais. E credo che per mezzo di questa parola il Signore si rivelerà agli integri per intero. Muitas coisas aconteceram Molte cose sono successe para essa palavra nascer. affinché questa parola nascesse. Muitas vezes eu chorei Molte volte ho pianto dizendo: a minha integridade não está em venda. dicendo la mia integrità non è in vendita. Mas esses dias a gente saiu para comer, eu e o Henrico. Uno di questi giorni io e Enrico siamo usciti per correre. Não. Bravo! Per correre? No, correre. Bravo così. Para comer. Ah, per mangiare, ok. Per correre. Aqui eu. E eu? Ok. Nós saímos, nós não planejamos de sair aquele dia, nós comemos fora aquele dia. Non avevamo pianificato di uscire in quel giorno e siamo usciti. E quando a gente estava para pagar, a gente pegou a comida e colocou no carrinho, e o carrinho você coloca no lugar e ele soma sozinho. E quando stavamo per pagare abbiamo messo dentro un carrello E tu mete carelo ali, e tu metti il carrello lì ele faz a soma de tudo que você e pegou. lui fa la somma di tutto ciò che hai preso. E isso era sexta-feira, né, mano? E questo era venerdì. E quando eu estava ali para pagar, E mentre ero lì per pagare nós nos tínhamos esquecido de pegar o copo. ci siamo dimenticati di prendere il bicchiere. Era já na parte de apertar, paga, e já tinha acabado tudo. Eravamo già arrivati alla parte di premere paga per concludere tutto. E o copo que nós pegamos, nós colocamos. E il bicchiere che abbiamo comprato l'abbiamo messo. Mas esse copo Ma questo bicchiere teria o custo de €1 aveva il costo di €1 para a gente pegar uma bebida. per prendere una bibita. Mas a gente tinha quase terminado de pagar, tinha terminado já de fazer tudo. Avevamo quase finito di pagare, di fare tutto.
E o Henrique falou assim, mas não somou, E Enrico ha detto, non ha fatto la somma, não somou 1 euro aqui. non ha sommato l'euro. Eu olhei para ele e falei assim, nós vamos fazer de novo. Io l'ho guardato e gli ho detto, rifacciamo. Então nós pegamos, recomeçamos, Quindi abbiamo preso, abbiamo ricominciato, nós colocamos de novo aquilo naquele carrinho abbiamo rimesso tutto dentro il carrello e nós pagamos 1 euro a mais. e abbiamo pagato €1 in più. A culpa não era nossa. La colpa non era nostra, A culpa era do negócio ali que não sabe fazer a soma. la colpa era del coso che non è riuscito a fare la somma, Mas a integridade era minha. ma l'integrità era mia. Aquilo que eu estava vivendo Ma quello che stavo e vivendo como eu estava agindo e come stavo agendo dependia de mim. dipendeva da me, Não dependia daquele negócio lá. non dipendeva da quel A vida coso deles là. continua. A volte la vita continua, A vida deles continua. la loro vita continua, Mas a minha integridade ma la mia integrità seria manchada sarebbe stata macchiata por 1 euro. con €1. Você pode achar que isso não é nada. Tu puoi pensare che questo non è nulla, Mas é assim que Satanás faz. ma è così che Satana fa. Eu pensei naquele momento. Io ho pensato in quel momento, Satanás, Satana, você acha que eu sou estúpida? pensi che io sia stupida? Você acha que por tão pouco, Pensi per così poco você quer que eu venda a minha integridade neste momento? che io venda la mia integrità in questo Eu momento venda a minha integridade nesse momento? Para quem não tem autoridade para falar sobre isso. perché non ho l'autorità di parlare sopra questo? E é assim que Satanás faz com nossas vidas. È così che Satana fa nelle Deus nos nostre dá vite. uma promessa Dio ci dà una promessa e Satanás coloca pequenas e coisas Satana mette piccole cose todos os dias tutti i giorni na nossa frente, davanti a noi, para que nós vendemos a nossa così integridade, che vendiamo la para nostra que integrità, para nós não termos autoridade così da non avere autorità para vivermos o que Deus tem para per nós. vivere ciò che Dio ha per noi. Mas sabe de uma coisa? Ma sai una cosa? Se eu tivesse feito finta, se eu tivesse fingido, Se io avessi fatto finta, se eu tivesse fingido que nada tinha acontecido, se avessi fatto finta che nulla era successo, era só 1 euro, era solamente un mas não euro, era meu aquele 1 euro. ma non era mio E quell'euro. fosse para mim sentar na minha cadeira E se mi fossi seduto sulla mia sedia e para comer como se eu não tivesse feito nada de errado, per mangiare come se non fosse successo nulla, eu sei que Satanás ia falar no meu ouvido. so che Satana avrebbe parlato al mio Como você vai orecchio, pregar sobre integridade? dicendo come potrai predicare su integrità. Se você acabou de fazer isso, se Se você tu appena acabou fatto de questo. vender a sua, Hai appena venduto la tua integrità. como você vai falar naquele púlpito Come parlerai su quel pulpito? algo que você não vive? Qualcosa che tu non vivi. Sabe, Satanás ele faz isso. Primeiro ele faz você vender Satana fa questo, prima ti fa vendere, e depois ele vem te acusar. poi viene ad accusarti. Mas tem algo ainda mais pior, tem algo ainda pior do que isso. E c'è qualcosa ancora di peggio. O que pode ser pior de ser acusado por Satanás? Peggio di essere accusati da Satana. É quando nós não somos acusados. Quando noi non siamo É accusati. quando nós não sentimos que nós erramos. Quando sentiamo di aver sbagliato. E Deus me deu uma frase essa semana. Dio mi ha dato una frase in questa settimana. Se o inimigo não nos acusa, Se il nemico non ci accusa, ou nós não nos sentimos culpados, o noi non ci sentiamo incolpati, nós estamos acostumados. noi siamo abituati. Se o inimigo não nos acusa, Se il nemico non ci accusa, ou nós nos sentimos culpados, o noi non ci sentiamo colpevoli, nós estamos acostumados. noi siamo abituati. Talvez às vezes nós pensamos é tão pouco, Tante volte pensiamo è così poco, mas não é teu. ma non è tuo. Isso daqui No, não vai fazer falta non mancherà a um lugar tão grande assim. un luogo così grande. Mas a tua integridade não está em venda. La Não tua venda. integrità non è in vendita. Muitas das vezes nós acostumamos Molte volte ci abituiamo a trapacear pessoas. a oltrepassare persone Trapacear. e a fregare persone. Nós nos acostumamos Ci abituiamo porque nós fomos ensinados a isso. perché siamo stati insegnati Porque così. nós vimos as pessoas fazendo isso. Perché abbiamo visto persone fare così. E nós pensamos assim, não, tipo, é só isso. Noi pensiamo, è solo questo. Nós nos acostumamos Ci abituiamo a falar mal de alguém no nosso trabalho a parlare male di qualcuno nel nostro lavoro para que ele seja mandado embora affinché sia mandato via e para que nós possamos pegar o seu lugar. e noi possiamo prendere il suo posto. Nós nos acostumamos Noi ci abituiamo a fazer coisas a fare cose
banais, banali, segundo o nosso coração, secondo il nostro mas cuore, que tem vendido a nossa integridade ma che vende la nostra integrità todos os dias. tutti i giorni. Esaú tinha só um prato de sopa. Esaù aveva solo un piatto di zuppa, Era nada ao comparado àquilo que Deus tinha para a vida dele. era nulla comparato a ciò che Dio aveva per la sua vita. Então, aquilo que Deus está falando para nós como igreja, Quindi ciò che Dio sta dicendo a noi come e Chiesa, que precisa ser dito, che c'è bisogno di dire, nós precisamos dizer isso. noi abbiamo bisogno di dire questo. Nós precisamos seguir os comandamentos que a Bíblia nos ensina. Noi dobbiamo seguire i comandamenti che Nós la Bibbia ci precisamos insegna. seguir aquilo que o Senhor nos disse que nós devíamos fazer. Noi dobbiamo seguire ciò che il Signore ci ha detto che dobbiamo fare. Não importa se é €1 Non importa se è €1 ou 100.000 euros, o 100.000 euro, a nossa integridade la nostra integrità não está em venda. non è in vendita. Não importa se as pessoas não viram. Non importa se le persone non hanno visto. Um dia eu achei um bolo de dinheiro no chão. Un giorno ho trovato un pacchetto di soldi per terra. Na frente era um lugar que as pessoas iam fazer o abonamento do ônibus. Era davanti al luogo dove le persone facevano l'abbonamento dell'autobus. Tinha um bolo de dinheiro jogado no chão. Era un pacchetto di soldi per terra. E eu vi, não tinha carteira, não tinha nada. Non c'era portafoglio, non c'era niente. E eu vi aquele bolo jogado no chão. E ho visto quei soldi, E eu peguei aquele dinheiro. ho preso quei soldi Eu estava precisando. e ne avevo bisogno. Mas é neste momento Ma in quel momento Satanás quer que nós ficamos com aquilo que não é nosso. che Satana vuole che prendiamo ciò che non è nostro. Quando nós somos justos com Deus, Quando noi siamo giusti con Dio, Deus é justo conosco. Dio è giusto con Deus noi. é fiel conosco. Dio è fedele con noi. Nesse versículo diz: nós nos mostramos fiel com Deus. Questo versetto dice che noi ci dimostriamo fedeli con Dio Deus se mostra fiel conosco. e Dio si dimostra fedele con Se noi. nós nos mostramos íntegros com Deus, Se noi ci dimostriamo integri Deus se con Dio, mostra íntegro conosco. Dio si mostra integro con Então noi. é tempo que nós falamos algo que foi banalizado, Quindi è tempo che parliamo di qualcosa che è stato algo banalizzato, que nós deveríamos saber todos os dias. qualcosa che dovremo sapere tutti i giorni. Talvez os nossos pais disseram quando nós éramos pequenos. Forse i nostri genitori ci hanno detto quando eravamo piccoli. Existem pequenas coisas que têm roubado a nossa integridade. Sono state piccole cose che hanno rubato la nostra Existem integrità. modos de falar que têm roubado a nossa integridade. Esistono modi di parlare che hanno rubato la nostra integrità. Existem modos de agir que têm roubado a nossa integridade. Esistono modi di agire che hanno rubato la nostra E não, integrità. e não tem roubado só a nossa integridade. E non ha rubato solamente la nostra integrità, Tem roubado a nossa autoridade. ha rubato anche la nostra autorità. Porque quando nós vendemos a nossa integridade, Perché quando noi vendiamo la nostra integrità, nós perdemos a autoridade. noi perdiamo l'autorità. E é próprio naquilo que Deus te colocou nas tuas mãos. Ed è proprio in quello che Dio ha messo nelle tue mani. É que Deus quer que que o Satanás quer te roubar. È che Satana vuole rubarti. Nós precisamos dizer mentiras, Noi abbiamo bisogno di dire bugie, pequenas mentiras, piccole bugie, grandes mentiras. grandi bugie. É pecado. È peccato. Não existe mentira grande, Non esiste bugia grande, não existe mentira pequena. non esiste bugia piccola. Todas as mentiras são pecados. Tutte le bugie sono peccato. Todas as mentiras são pecados. Tutte le bugie sono Talvez você tenha peccato. ouvido isso Forse tu já. hai sentito questo. Talvez você saiba disso Forse já. tu sai questo già. Mas talvez com o passar dos dias, Ma forse col passare dei giorni, com situações que Satanás coloca na nossa frente, con situazioni che Satana mette davanti a noi, com coisas que nós temos que disfarçar, con cose che facciamo finta di niente, começamos a dizer pequenas mentiras cominciamo a dire piccole bugie para nos livrar de apontamentos, per liberarci di appuntamenti, para nos livrar de alguém que nos chamou. per liberarci di qualcuno che ci ha chiamati. Começamos a dizer pequenas mentiras, Diciamo piccole bugie, piccole bugie, até que isso se torne normal para nossa vida. finché questo non diventa normale nelle Até que nostre um dia vite. nós perdemos a nossa integridade. Fino a che un giorno noi perdiamo la nostra integrità, Até que um dia as pessoas olham e não creiam mais em nós. fino a un giorno in cui le persone ci guardano e non credono più in noi. Porque se Satanás faz com que você Perché se, conte mentiras, perché se Satana fa con cui tu dica bugie, um dia ele também vai expor a sua mentira. un giorno esporrà le tue bugie. E ele vai expor para destruir a tua E le história com esporrà per Deus. distruggere la tua storia con Dio. Nós precisamos falar sobre isso. Noi abbiamo bisogno di parlare su di Nós questo. precisamos falar que enganar as pessoas é errado. Dobbiamo dire che ingannare le persone è sbagliato. Nós precisamos falar que
falar mal das outras pessoas é errado. Dobbiamo dire che parlare male di altre persone è sbagliato. Nós precisamos falar de coisas banais hoje, Dobbiamo parlare di cose banali para oggi, que Satanás não roube a integridade da igreja. affinché Satana non rubi l'integrità Porque della Chiesa. às Perché vezes ele não vai chegar com um prato gigante, uma BMW e diz: eu compro a sua integridade com isso. Perché a volte non verrà davanti a noi con la BMW per rubare la nostra integrità, Mas ele chega com uma maçã ma viene con una mela e rouba a nossa história eterna que Deus nos deu. e ruba la nostra storia che Dio ha per noi. E rouba o nosso jardim, E ruba il nostro giardino, dá algo ci dà para você qualcosa comer, affinché tu lo mangi, inventa uma história bonita inventa una storia bella e você perde o jardim que Deus te deu. e tu perdi il giardino che Tu Dio ti ha perde a dato. história que Deus te deu. E tu perdi la storia che Nós, Dio ti ha dato. nós precisamos falar. Noi abbiamo bisogno di parlare. Nós precisamos falar que nós precisamos ser pessoas Noi abbiamo bisogno de di dire che siamo persone sim, sim sì sì, e não, não. no no, O que passar disso perché il di più é procedência maligna. viene dal maligno. E não sou eu que estou dizendo isso. E non è solo io che dico questo. É a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 37 diz isso. È la parola di Dio in Matteo capitolo 5 versetto 17 dice questo. 37. 37. Possiamo ler, Gire? Mateus 5, versículo 37. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Vocês lembram como as pessoas faziam para fazer um trato antigamente? Voi vi ricordate come le persone facevano in passato per fare un patto? É um trato, como se diz um trato em italiano? Um trato, tipo tratar algo. Per Um acordo. un accordo. Como vocês lembram? Come facevano? Faziam assim, Facevano così. a minha palavra. La mia parola. E isso bastava. E questo bastava. Hoje nem Oggi CPF, CPF, todos os documentos, tutti i documenti, firmando 3 vezes, firmando 3 volte, não conseguimos manter a palavra. non riusciamo a mantenere la parola. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. La Bibbia dice che dobbiamo essere sì sì, no no. Imagina se hoje nós vivêssimo isso. Immagina se oggi vivessimo questo. Se nós combinássemos isso. Se combinassimo questo, Diz, eu confio naquela pessoa 100%. dicendo io confido in quella persona al 100%. Não porque ela assinou um papel, Non perché ha firmato un contratto, mas porque ela me disse. ma perché lei mi ha detto. Porque ela me disse. Perché lei mi ha detto. Nossa palavra vale muito. La nostra parola vale molto. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser sim, sim E la parola di Dio dice che dobbiamo essere sì sì, e não, não. no no. Sabe que às vezes você ouve dizer, Sai, a volte sentiamo dire, nós marcamos com tal pessoa, noi ci siamo organizzati con tale persona, mas vamos ver se ela vai vir. ma vediamo se viene. Não vai aparecer nunca. Non apparirà mai. Nós começamos a ganhar um nome Noi cominciamo a guadagnare un nome de algo que Deus não quer para nós. di qualcosa che Dio non vuole per noi. Nós começamos a ganhar um nome Noi cominciamo a guadagnare un nome de pessoas que não têm palavra. di persone che non hanno una parola. Nós começamos a ganhar um nome Cominciamo a guadagnare un nome de pessoas que não conseguem dizer sim e manter o seu sim. di persone che sono capaci di dire sì e mantenere il suo sì. De pessoas que não são capazes de dizerem não e manter o seu não. E di essere capaci di dire di no e mantenere il suo no. Mas Deus hoje nos chama Ma Dio ci chiama para sermos íntegros per essere com as integri nossas con palavras. le nostre parole. Porque quando nós formos pregar para as pessoas do nosso trabalho, Così quando noi andremo a predicare alle nós persone temos il que nostro ter lavoro, uma face limpa. dobbiamo avere una faccia Nós pulita. temos que ter uma palavra que eles vão acreditar. Dobbiamo avere una parola che loro possono credere. Nós temos que ter algo que eles vão dizer assim. Dobbiamo avere qualcosa che le persone possono dire così. Foi a Catrine que disse. È stata la Catrina a dirlo. Se a Catrine disse, Se la Catrina ha detto, é porque ela vai fazer. è perché lei lo farà. Foi o Henrico que È disse. stato Enrico a dirlo. E se ele E disse, se lui l'ha detto, é porque ele vai è fazer. perché lui lo farà. Porque nós confiamos nele. Perché noi confidiamo in lui. Porque se quando você vai falar de Jesus para essas pessoas, Perché quando andrai a parlare di Gesù a queste persone, não pensar que elas vão ver o que tem dentro do seu coração.
Non pensare che loro vedranno ciò che c'è dentro il tuo Eles vão cuore. ver o seu percurso, a sua história. Loro vedranno il tuo percorso, la tua storia. E se você foi uma pessoa que enganou várias pessoas naquele lugar, e se tu sei stata una persona che ha ingannato molte persone in quel luogo, as pessoas não vão te dar le ouvidos. persone non ti daranno ascolto. Se você foi pessoa que chegou mais no seu salário, falando, não vamos falar nada para o nosso patrão. Se você foi uma pessoa que quando não chegou nada, chegou dinheiro a mais no seu salário, Se sei una persona che quando sono arrivati i soldi in più nel tuo salario, você falou, não vamos falar nada para o meu patrão. hai detto, non dirò niente al mio capo. Eles não vão confiar na sua palavra. Loro non confideranno nella tua parola. Então, quando nós pregamos o evangelho, Quando noi predichiamo il Vangelo, as pessoas olharão para nós le persone ci e guarderanno verão e vedranno quem nós somos. chi noi siamo. Depois eles vão acreditar na nossa palavra. Dopo crederanno nella nostra Não parola. existe Non esiste que nós vendemos o nosso Jesus che noi vendiamo il nostro Gesù sem ter um coração íntegro. senza avere un cuore integro. Então, quando nós fazemos pequenas coisas Quando noi facciamo piccole cose que destruem a nossa imagem, che distruggono la nostra nós immagine, estamos vendendo o nosso noi Jesus stiamo vendendo il nostro Gesù como um Deus, como um- um Jesus come un Gesù trapaceiro, fre- che frega le persone, que frega a persona, mentiroso, bugiardo que rouba. e che ruba. Mas nós vendemos. Ma noi vendiamo, Nós não vendemos um Jesus assim. non vendiamo un Gesù così. Nós vendemos um Jesus que nos dá vida. Noi parliamo di Gesù che ci dà vita, Nós vendemos Jesus que muda a nossa história. che cambia la nostra storia, Nós vendemos um Jesus que provê na nossa vida. che provvede la nostra vita. Nós vendemos um Jesus que mudou a nossa história e nós hoje podemos viver essa integridade. Noi vendiamo un Gesù che ha cambiato la nostra storia e oggi possiamo vivere questa integrità. Quantas vezes Quante volte as propostas le proposte são muito grandes? sono molto grandi. Quantas vezes as Quante propostas volte le proposte que o inimigo coloca na tua che frente il nemico ti mette davanti tentam roubar aquilo que Deus fez na tua vida? cercano di rubare ciò che Dio ha messo nella tua vita. Tinha que roubar a mudança que Deus fez no seu casamento. Cerca di rubare il cambiamento che Dio ha fatto nel tuo matrimonio. Tinha que mudar a sua palavra com seus filhos. Cerca di cambiare la tua parola con i tuoi figli. Porque quando nós mentimos para os nossos filhos, Perché quando noi mentiamo ai nostri figli, os nossos filhos eles vão aprender a mentir. i nostri figli impareranno a mentire. Não basta que nós digamos aos nossos filhos não mentir Non basta dire ai nostri figli, non mentire, e nós mentimos. e noi mentiamo. Não basta dizer aos nossos filhos não pegar algo que é dos outros Non basta dire ai nostri figli non prendere qualcosa che è di qualcun altro. e eles nos verem pegando, E loro ci vedono prendere questa cosa. porque nós estamos ensinando com o nosso exemplo. Perché noi stiamo insegnando col nostro esempio. Lá em casa nós temos o Henrico, Là in casa abbiamo Enrico, o pai do Henrico il papà di Enrico e o Liam. e Liam. Eu notei que o pai do Henrico falava algumas frases. Io ho notato che il papà di Enrico diceva alcune frasi. E eu notei que o Henrico falava as mesmas frases que ele. Io notavo che Enrico diceva le stesse frasi. E esses dias eu notei que o Liam falava as mesmas frases do Henrico. In questi giorni ho notato che anche Liam diceva le stesse frasi di E ele Enrico. fez uma risadinha, ha, 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 no final. E lui ha fatto una risatina alla fine Eu me impressionei e io mi sono impressionato. do quanto eles notam os pequenos detalhes. Quanto loro notano i piccoli dettagli. É como se fosse uma fotocópia um do outro. È come se fosse una fotocopia l'uno dell'altro. E ele só tem 4 anos. Lui ha solamente 4 anni. Nós temos que ter muito cuidado Dobbiamo avere molta attenzione com aquilo que nós estamos falando, con ciò che stiamo dicendo, mas aquilo que nós estamos vivendo. con ciò che stiamo vivendo. A nossa integridade, La nostra integrità, a integridade do corpo de Cristo, l'integrità del corpo di a Cristo, integridade do povo de Deus l'integrità del popolo di não Dio está à venda. non è in vendita. E o Senhor precisa E il Signore ha bisogno que nós entendamos che noi capiamo isso nesse tempo. questo in questo Que tempo, nós não banalizamos che non e banalizziamo pensamos que não tem nada a ver. e pensiamo che non ha nulla a che fare, Porque Deus precisa perché Dio ha bisogno de um povo íntegro di un popolo integro pro final do tempo. per la fine dei tempi. O fim do tempo La fine dei tempi vai ser ainda mais difícil do que aquilo que nós estamos vivendo sarà agora. ancora più difficile di ciò O che stiamo final vivendo dos oggi. tempos La fine dei tempi será ainda muito pior do que aquilo que nós estamos vivendo sarà agora. molto peggio di ciò che stiamo Nós vivendo seremos oggi. provados Noi saremo messi alla prova e nós teremos que ser e aprovados. dobbiamo essere approvati. Então nós precisamos preparar o nosso coração Quindi abbiamo bisogno di preparare i nostri cuori
com integridade, con integrità, com palavras, ser sim sim, não não, con parole che sia sì sì, no no, para que Deus possa nos usar affinché Dio possa usarci no tempo que está por vir, nel tempo che sta per venire, nas mudanças que nós veremos. nei cambiamenti che vedremo. Em Salmos capítulo 7, versículo 8, In Salmo 7, versetto 8, diz assim: dice così: Il Signore giudica i popoli, giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. julga-me Giudicami segundo a integridade l'integrità que há em mim. che c'è in me. Tu pode falar essa frase? Tu puoi dire questa frase? Giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Vai? Vamos falar em português primeiro? Vamos lá. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que há em mim. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que há em mim. Giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Hoje nós, Oggi noi, se nós lemos esse versículo, se leggiamo questo versetto, nós temos que ter a certeza dobbiamo avere la certezza de como é a nossa vida. di com'è la nostra vita. Porque quando nós pedimos para Deus nos julgar segundo a nossa integridade, Perché quando chiediamo a Dio di giudicarci nós secondo la temos nostra que integrità, ter certeza de quem nós somos. dobbiamo avere la certezza di chi siamo, Nós temos que ter certeza daquilo que tem dentro de nós. dobbiamo avere la certezza di ciò che c'è dentro di noi. O salmista pediu a Deus: Il salmista ha chiesto a Dio: julga-me giudicami segundo a minha integridade. secondo la mia integrità. Imagina se Deus hoje Immagina se Dio oggi olhasse a nossa integridade guardasse la nostra integrità para responder os nossos pedidos. per rispondere alle nostre richieste. Quantos pedidos quantos pedidos Deus ele responderia a nossos? Quante richieste Dio ci risponderebbe? O salmista teve uma coragem de dizer isso: Senhor, julga-me Il salmista ha avuto questo coraggio di dire al Signore: giudicami segundo a integridade que há em mim. secondo la mia giustizia e la mia integrità. Hoje você teria coragem Oggi tu avresti coraggio de confessar hoje. di confessare oggi, Você teria coragem de se levantar diante dessa igreja di alzarti davanti a questa chiesa e declarar e dichiarare aquilo que você tem vivido, ciò che hai vissuto, a tua história, la tua storia, ou que você tem costumado com as pequenas mentiras, ciò che hai consumato con le piccole bugie, aquilo que você tem pegado 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros e tem crescido. ciò che hai preso 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro e hai aumentato. Você teria coragem hoje de confessar diante dessa igreja? Avresti coraggio di confessare davanti alla chiesa? Você teria coragem? Avresti coraggio?
Amém? Io avevo chiesto alla Rosy ieri sera. Ho detto a Rosy, vuoi fare una pazzia? Ho bisogno di qualcuno che si alzi in mezzo alla chiesa e dica qualcosa. Perché a volte noi, perché às vezes nós Perché a volte noi não nos rendemos conto non ci rendiamo conto daquilo que nós estamos vivendo. di ciò che stiamo vivendo. Quando a Rose se levantou Quando la Rosy si è alzata e confessou, e ha confessato, realmente realmente não foi mais uma peça de teatro, non è stato più una recita, como que o seu coração, come il tuo cuore, como é que o teu coração reagiu a isso? come il tuo cuore ha reagito a questo, Como que você olhou come hai essa guardato confissão? questa confessione, Como que você olhou aquilo que ela disse? come hai guardato ciò che lei ha detto, Porque isso fala muito de você, perché questo parla molto di te, fala muito de nós. parla molto di noi. Quando alguém Quando qualcuno confessa os pecados, confessa i peccati, quando alguém cai em um pecado, quando qualcuno cade in peccato e nós não somos misericordiosos, e noi non siamo misericordiosi, isso fala muito de nós. questo parla molto di noi. Quando alguém confessa um pecado, Quando qualcuno confessa un e peccato nós, no alto da nossa maior santidade, e noi nella nostra più grande santità, quando nós nos colocamos em um púlpito gigante, quando noi ci mettiamo sopra un pulpito e gigante pensamos que nós somos os mais santos, e pensiamo noi siamo i più santi, os i melhores, migliori, que nunca erramos, che mai sbagliamo, que nunca caímos em che pecado, non siamo mai caduti in peccato, nós estamos pecando. noi stiamo peccando. Porque ali Satanás está roubando a nossa integridade mais uma vez. Perché lì Satana sta rubando la nostra Porque nós integrità não ancora una volta. conhecemos quem nós somos. Perché noi conosciamo chi siamo. Porque nós não conhecemos a verdade sobre nós. Perché noi non conosciamo la verità che è in noi. Porque os nossos olhos não são Perché abertos. i nostri occhi non sono aperti. E nós vivemos E noi viviamo as mentiras que Satanás le bugie di Satana, coloca no nosso coração. le bugie che Satana mette nel Nós nostro vendemos cuore. a nossa integridade Noi vendiamo la nostra quando integrità nós nos colocamos no alto da nossa santidade quando ci mettiamo nell'altezza della e nostra santità julgamos as pessoas e giudichiamo le persone apontando os dedos. appuntando il dito. Nós perdemos a nossa Noi integridade. perdiamo la nostra integrità. Porque Jesus nos chamou para ser misericordiosos. Perché Gesù ci ha chiamati per essere misericordiosi. Talvez você vê alguém que vive o mesmo pecado que você viveu. A volte vedi una persona che vive lo stesso peccato che tu hai vissuto. E Jesus te salvou daquele pecado. E Gesù ti ha salvato E da quel Jesus te peccato. tirou daquele E Gesù pecado. ti ha tolto da quel Para que peccato você ajudasse outras pessoas a saírem. affinché tu aiutassi altre persone ad uscire. Mas quando alguém se levanta, Ma quando qualcuno si alza, ao invés de nós sermos misericordiosos, invece di essere misericordiosi, nós somos aqueles que nos colocamos em um púlpito siamo coloro che si mettono e sopra un apontamos o pulpito nosso dedo. e puntiamo il nostro dito. Nós estamos vendendo a nossa Noi integridade. stiamo vendendo Porque la nós nostra estamos integrità mentindo perché stiamo mentendo para de quem realmente nós somos. in chi realmente noi siamo. Mas isso tem uma boa notícia. Ma ho una buona notizia. Eu sei que essa pregação Io so che questa predica era uma pregação que você não esperava. è una predica che non ti aspettavi. Eu tenho pedido para o Senhor pregações de amor. Avevo chiesto al Signore di predicare sul tuo amore. Senhor, me ajude, Senhor. Signore, aiutami. Mas o Senhor, existe algo que queimava do meu coração muito maior. Ma c'era qualcosa che bruciava dentro il mio cuore ancora più E grande. se eu não falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, E se io non dico ciò che il Signore mette nel mio cuore, eu realmente fico mal. io veramente resto male. Então a igreja precisa Perché la Chiesa ha bisogno viver a integridade. di vivere integrità. A igreja precisa ouvir coisas simples, La Chiesa ha bisogno di udire cose mas que tem semplici, roubado a integridade da igreja, ma che hanno rubato l'integrità della tem Chiesa, roubado a integridade deste lugar. che hanno rubato l'integrità di questo Nós luogo. falamos deste lugar, Noi parliamo di questo nós não luogo. julgamos as outras Noi non igrejas, giudichiamo altre nós chiese, julgamos as nossas noi giudichiamo vidas. le nostre vite E nós olhamos para dentro de nós. e noi guardiamo dentro noi Temos stessi. que ver que nós somos íntegros. Dobbiamo vedere se siamo integri. Mas existe uma boa Ma notícia esiste una buona notizia que já é escrito em Filipenses, e eu quero pedir para o grupo de louvor subir. che c'è scritto in Filippesi, chiedo al gruppo di lode di salire. 1, 1 do 6 ao 11. dice così: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia.
Infatti Dio è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, la gloria e lode di Dio. A boa notícia é aquele que começou uma obra em nós. La buona notizia è che colui che ha cominciato un'opera in noi, E essa obra está continuando. e quest'opera sta continuando, Ela vai se cumprir quest'opera si compirà até o final, quando Jesus voltar. fino a che Gesù ritorni. Nós somos alguém em obras. Noi siamo qualcuno in opera, Somos alguém em obras. qualcuno in opera. Jesus está trabalhando em nós. Gesù sta lavorando in noi. Jesus não terminará nunca de trabalhar em nós. Gesù non smetterà mai di lavorare in noi. Então, se você hoje Quindi se tu oggi pensou, hai pensato, meu Deus, mio Dio, eu sou todo errado. sono tutto sbagliato, Uma boa notícia é essa. la buona notizia è questa. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Colui che ha cominciato una buona opera nella tua vita, É aquele que começou a boa obra na tua vida. colui che ha cominciato la buona opera nella tua Ele vita, vai terminar a boa obra. la porterà a compimento. Aquele que te deu a promessa. Colui che ti ha dato la promessa, Aquele que te deu a história. quello che ti ha dato la storia, Aquele que te chamou. colui che ti ha chiamato, Aquele que te colui salvou. che ti ha salvato, Está dizendo ti hoje dice oggi que a tua integridade não é em venda. che la tua integrità non è Porque in nós não vendita, vivemos mentiras. perché viviamo bugie, Porque nós não vivemos mentiras. affinché non viviamo bugie E nós possamos e viver possiamo vivere aquilo que Deus tem para Ciò che nós. Dio ha per noi. Coisas sobrenaturais. Cose soprannaturali. O Senhor tem falado muitas das il vezes. Signore l'ha detto molte volte, Que o nosso, falando do nosso percurso parlando del nostro percorso cristão, cristiano. o Senhor tem Il falado Signore ha detto de salvação. di salvezza, O Senhor tem falado de chamada. di chiamata, O Senhor tem falado que a mão potente do Senhor está sobre nós. che la mano potente del Signore è su di noi. Mas o Senhor tem falado também que existe um tempo de conserto, como se diz em italiano? Il Signore ha detto che c'è un tempo di riparazione, bella. C'è un tempo de conserto. C'è un tempo di riparazione. Tem um tempo de conserto para a igreja de Un Cristo. tempo di riparazione per la Chiesa di Tem um Cristo, tempo de conserto para que a igreja viva as coisas sobrenaturais que Deus tem. affinché la Chiesa viva le cose soprannaturali che Tem Dio ha. existe um tempo de posicionamento Un tempo di posizionamento para preparar essa per palavra. preparare questa parola. Eu chorei muito diante de Ho Deus. pianto molto davanti a Dio. Chorei com os meus pecados, Ho pianto con i miei peccati, pelas minhas falhas, con i miei sbagli, com as minhas con le fraquezas. mie debolezze, Porque eu não quero ser uma pessoa mentirosa. perché non voglio essere una persona Porque eu bugiarda, quero subir neste púlpito perché voglio salire su questo e ter pulpito autoridade e para falar avere daquilo que eu autorità prego. di parlare su ciò che predico. Antes de subir aqui, Prima di salire qua eu precisei chegar até Deus, ho avuto bisogno di arrivare da Dio dizer aquilo que eu era, dicendo ciò che ero, dizer quem eu sou. dicendo chi io sono, E o Senhor quer que nós façamos isso. e Dio vuole che facciamo Que questo. nós declaramos com a nossa boca. Che noi dichiariamo con la nostra Que bocca, nós compreendemos. che noi Que comprendiamo nós e sabemos sappiamo quem nós chi somos. siamo. Tem um versículo aqui. C'è un versetto qui, Sempre em Filipenses. sempre Filippesi, Diz também, e também, versículo 9. e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. E prego que o seu amor E prego che il vostro amore abunde em conhecimento abbondi in conoscenza e discernimento. e Que discernimento. nós possamos ter esse discernimento. E che possiamo avere questo discernimento. Discernimento para que o Senhor continue a construir em nós. Discernimento affinché Dio possa continuare a costruire in noi. Para que Deus continue a construir essa casa que tem raízes fortes. Affinché Dio possa continuare a costruire questa casa che ha Tem radici essas forti, raízes profundas. radici profonde, Que tem essas raízes que não voam com qualquer coisa. che ha radici che non volano con qualsiasi cosa. Porque Deus precisa terminar essa obra. Perché Dio ha bisogno di finire E quest'opera. na obra, E quest'opera, às vezes existem tijolos são pesados. e a volte i mattoni sono pesanti, Cimento é il pesado. cemento è pesante, Os muros são i pesados. muri sono pesanti. Então você tem que ter fundamentos fortes. Quindi avere fondamenta forti. Você precisa ter fundamentos Hai fortes bisogno di avere fondamenta para que Ele forti possa cumprir
Perché Ele possa cumprir a obra que Ele Affinché Lui começou na sua vida. affinché Lui possa compiere l'opera che ha cominciato nella tua vita. Deus tem uma história. Dio ha una storia. Deus há uma história Dio ha una storia para essa per igreja. questa chiesa. E por isso Ele tem tanto cuidado com você. Per questo Lui si prende così Por cura di isso Ele tem te. aberto todos os nossos olhos. Per questo ha aperto in tutti i nostri Em occhi, todos os âmbitos que nós temos in vivido. tutte le aree della nostra vita. Deus tem ministrado. Dio ha ministrato. Porque Deus não quer a nossa hipocrisia. Perché Dio non vuole la nostra Mas ipocrisia, Deus quer a nossa ma sinceridade. Dio vuole la nostra sincerità. E quando nós declaramos E quando noi dichiariamo que somos pessoas che siamo persone santas, sante, nós estamos sendo. Não olhamos para dentro de nós mesmos e não temos discernimento de quem nós somos. noi ne guardiamo dentro di noi e non abbiamo discernimento di ciò che siamo. Mas quando nós olhamos para Ma Cristo, quando guardiamo Cristo, que é nosso exemplo perfeito, il suo esempio perfetto, nós achamos defeitos em nós. noi troviamo difetti in noi. Nós achamos defeitos em nós. Noi troviamo difetti in noi. Porque nós servimos um Deus que é Perché perfeito. noi seguiamo un Dio che è E Deus perfetto. quer que nós olhamos para nós E Dio mesmos vuole che guardiamo noi stessi e entendamos. E entendamos e capiamo que aquilo che quello que precisa che c'è bisogno ser transformado, di trasformazione, aquilo que precisa ser mudado. ciò che ha bisogno di cambiamento. Eu não vou te chamar aqui para vir aqui na Io frente. non ti chiamerò per venire qua davanti. Eu quero chamar só a Rose para vir aqui na Voglio frente. chiamare solo la Rose per venire qua davanti. Mas eu gostaria que você falasse com Deus. Ma mi piacerebbe che tu parlassi Eu con Dio, gostaria que você fosse sincero com che Deus. tu fossi sincero con Dio. Assim como eu tive que ser para pregar essa Così palavra. come ho dovuto farlo io per Ah, predicare Deus questa não quer parola. um coração. Oh Dio, dammi un cuore. Deus não quer um coração Dio non vuole un cuore que se ache che si creda altivo. Altivo. attenzioso? Altezioso, ok. Que se ache grande. Che si creda grande, Que não esbalha mai. che non sbagli mai. Mas per questo Deus está falando com essa parola. Por isso Deus está falando essa palavra. Per questo Dio sta parlando questa parola. Porque Ele quer criar em nós Perché Dio vuole che ci sia in noi um coração un cuore que entenda. che capisca Que entenda a verdade. capisca la verità Do del Evangelho. a A verdade de Cristo. la verità di A Cristo, perfeição de la Cristo. perfezione di E Cristo como Ele nos escolheu e come Lui ci ha scelti para viver uma vida íntegra. per vivere una vita integra. Nós não banalizamos. Quando noi banalizziamo, Não vamos banalizar non banalizziamo o Evangelho de il Cristo. Vangelo di Cristo, O Evangelho de Cristo. il Vangelo di Cristo, Porque é esse Evangelho perché questo Vangelo que nós temos que apresentar dobbiamo presentare para as outras pessoas. alle altre persone. É esse Evangelho. Questo O Vangelo, Evangelho que nós vivemos. il Vangelo che noi viviamo, O Evangelho que a nossa vida conta. O Evangelho que a nossa vida il conta. Vangelo che la nostra vita racconta, É esse que o mundo vai ver. è questo che il mondo vedrà. Isso é uma frase que diz assim: È una frase che dice così: o mundo não vai ler a Bíblia, il mondo non leggerà la Bibbia, mas o mundo vai ler a tua vida. ma il mondo E a leggerà la tua tua vita. vita. E la tua vita Precisa ser uma Bíblia para o mundo. deve essere una Bibbia per il mondo. Então eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Quindi ti chiederei di alzarti in piedi in questo momento, Que você estendesse a sua mão che tu stendessi la tua mano e falasse com o teu Deus. e parlassi con il tuo Dio. E eu quero me ajoelhar também, Voglio inginocchiarmi anch'io, porque eu sou imperfeita. perché sono imperfetta E eu preciso da misericórdia do Senhor. e ho bisogno della misericordia di Dio. Eu gostaria que você levantasse a sua voz. Vorrei che tu alzassi E la tua voce confessasse ao Senhor quem você é. e confessassi al Porque eu Signore creio chi que tu a sei, partir de hoje, affinché da partir di oggi muitos frutos surgirão das nossas confissões. molti frutti Vão surgir sorgeranno. muitos frutos surgirão Molti frutti sorgeranno daquilo que você vai declarar. da ciò che tu dichiarerai. E o inimigo Il nemico não vai ter poder non avrà potere de acusar a sua vida diante dos outros. di accusare la tua vita davanti agli altri. Porque a partir de hoje, Perché a partire da oggi nós não vamos banalizar a nossa integridade diante de noi non Deus. banalizzeremo la nostra integrità davanti a Amém, Dio. pastor. Vieni davanti al pastore. No, Venha venga, orar, por pastore. favor. Preghiamo insieme, alziamo le nostre voci dichiarando a Dio ogni nostro difetto, tutte le cose che stanno intaccando la nostra integrità. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo qua oggi come Chiesa, Signore, umiliati davanti a Te, Signore, per la parola che Tu, Signore, hai portato oggi ai nostri cuori.
Ti chiediamo, Dio, Signore, che tu possa far sì che i nostri cuori possano essere aperti in questo momento, Dio. Che noi possiamo confessare a te i nostri peccati, che noi possiamo confessare a te i nostri errori, che possiamo confessare a te ogni cosa che ha toccato la nostra integrità, che noi possiamo confessare a te ogni cosa in cui Satana ha potuto accusarci, che noi possiamo confessare a te tutto questo, perché tutto questo ci sta separando da te, Dio. Ti chiediamo, Dio, che tu possa essere integro verso di noi, ma per fare questo, Signore, noi sappiamo che dobbiamo essere integri verso di te, integri nella nostra vita, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, che questa sera questa chiesa possa cominciare a prendere una nuova direzione, una direzione di santità, una direzione di integrità, una direzione di consacrazione e purificazione a te, nel nome di Gesù, Dio, che noi possiamo avere un cuore umile da dichiarare i nostri peccati, un cuore umile da piegarci davanti al volere del tuo Spirito, un cuore che porti via il vanto della nostra vita, un cuore che porti via la grandezza della nostra vita e lasci che tu possa vivere in noi e che noi possiamo diminuire. Nel nome di Gesù, Padre, questa chiesa oggi si sta confessando e dichiarando a te, Padre. Io ti chiedo, Signore, ascolta questa preghiera. Ascolta, Signore, quello che stiamo dichiarando oggi con la nostra bocca. Comincia a lavorare in noi affinché possiamo avere un cuore integro, affinché noi possiamo essere quella Bibbia che il mondo oggi sta leggendo. Una Bibbia che rappresenti veramente non solo chi noi siamo, ma ancora di più chi tu sei. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh. Yahweh, El Shaddai,
questo. Sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, ti porti in guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, mi porti in guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti in guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Io credo che lo Spirito Santo oggi abbia ministrato in un modo forte nel cuore di ognuno di noi. Che le parole che oggi Dio ha portato nella tua vita possano mettere un seme dentro di te. Non pensare che quello che hai vissuto qua finisce quando esci da questa porta. Non è così. Dio vuole che ogni parola che tu hai sentito oggi tu possa portarla nel tuo cuore e possa cambiare a partire da oggi la tua vita. C'è un'unzione di cambiamento oggi in questo luogo. C'è un'unzione di rinnovo,
un'unzione di ricostruzione oggi in questo luogo. Tu che ti eri allontanato dalla parola del Signore, tu che stavi vivendo una vita non integra, oggi lo Spirito Santo vuole riportarti a sé. Oggi lo Spirito Santo ti sta dicendo sii integro, perché quando tu sei integro, io sono integro verso di te. E quando il Signore è integro verso di noi, cose incredibili iniziano a succedere nelle nostre vite. Che questa sera Dio possa aver messo un seme che porti molto frutto dentro il cuore di ognuno di noi. Amen. Amen. Stiamo già finendo il nostro adorarti di questa sera. Dopo ci sarà da mangiare, dopo non andate via, passiamo un momento di comunione insieme. Chiedo anche, prima che mi dimentico, se alla fine qualcuno degli uomini qua presenti ci può dare una mano per già preparare la sala per domani, che avremo la feijoada qua, dobbiamo tirare via delle sedie, dobbiamo mettere dei tavoli. Non lo faremo subito, chi deve andare via subito non c'è problema, ma chi può fermarsi un po' di più, dopo faremo questa operazione. E ciò che lo Spirito Santo oggi ha ministrato non è solamente qualcosa che riguarda la nostra integrità, è qualcosa che riguarda una ricostruzione nella vita di ognuno di noi. Io ho sentito Dio ministrare al mio cuore che l'unzione che è qua presente questa sera è un'unzione di rinnovo ministeriale. Esistono questa sera in mezzo a noi persone che hanno un ministero, avevano un ministero e per qualsiasi motivo non stanno più vivendo quello che vivevano un tempo. Io credo che Dio abbia fatto qualcosa questa sera in questo senso nei nostri cuori. Tu che avevi un ministero e ti sei allontanato da questo, ricevi questa parola questa sera. Dio ha lavorato in te, ha cominciato a lavorare in te questa sera perché il tuo ministero potesse riprendere vita. E quello che abbiamo letto prima è verità. Colui che ha cominciato la buona opera in voi, puoi avere certezza che la porterà a termine. Amen. Amen. Stiamo finendo il culto. Vogliamo anche presentare i visitanti di questa sera. Oggi c'erano con noi Lena e Fernanda, amiche della Grace. Cosa possiamo dire ai visitanti di oggi? Siete benvenute nel nome di Gesù. Amen. Siete benvenute oggi e il nostro desiderio per i nostri visitanti è che possiate uscire da qua con un po' di questo Spirito Santo che ci ha fatto compagnia questa sera. Amen. Abbiamo i compleanni. Andiamo a chiamare Miguel che ha fatto il compleanno ieri. Eccolo qua, già pronto, in pole position. Non voleva perdersi questo giorno per niente al mondo. Qualcun altro ha fatto gli anni nell'ultima settimana? Qualcun altro ha fatto gli anni l'ultima settimana? Per fare gli auguri? Ah, Giovanna! Ok, allora stendiamo le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Signore, nel nome di Gesù, noi ti preghiamo in questo momento per la vita di Miguel e di Giovanni, Signore, che hanno compiuto un altro anno di età nella settimana appena trascorsa. Ti chiediamo, Dio, che tu possa riempire questo nuovo anno, Signore, con le migliori benedizioni che tu hai ad offrire per loro, per la loro casa, per la loro crescita, per le loro vite. Nel nome di Gesù, Signore, benedici Miguel, Giovanni e il loro nuovo anno che tu hai preparato davanti a loro. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri.
Amen. Apriamo le nostre mani, facciamo così, ci prova a farlo. Apri le mani lì. No. Apriamo le nostre mani per ricevere la benedizione di Dio per questa nostra settimana. Che l'amore di Dio Padre, che la pace di Dio Padre, che la sua grazia, che la sua misericordia, che la sua bontà, che la sua presenza e che il Signore Gesù e il suo Spirito siano con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.